È stata una stagione molto bella perché finalmente abbiamo incontrato condizioni un po' più dure, diciamo, e la barca ormai la conosciamo tutti, è tecnologicamente veramente un mostro e abbiamo iniziato appunto con la Giraglia, che è stata un'edizione veramente bellissima, molto veloce, e poi abbiamo continuato anche con le altre regate con vento perché è stato molto bello anche il record che abbiamo fatto da Monte Carlo a Portocervo, dove abbiamo toccato 33 nodi di velocità con delle belle onde, è stato molto divertente e la barca si è dimostrata ancora una volta molto solida, l'equipaggio molto preparato, abbiamo lavorato molto bene nel corso di tutto quest'anno. Adesso arriviamo qui, la stagione sta per concludersi, speriamo di continuare a trovare del bel vento, le previsioni continuano a cambiare ogni giorno come ogni anno, nei giorni precedenti la barcolana, ma sembra che un minimo di vento in ogni caso ci sia, adesso staremo a vedere. Qui dopo la barcolana facciamo appunto questo tentativo di record, ovviamente per fare i record ci vogliono le condizioni e comunque bisogna dalla barcolana portare giù la barca a Malta. C'è stata questa bellissima idea di istituire questo record a Trieste a Malta, poi anche per incentivare appunto molte imbarcazioni ad andare a partecipare a una delle più belle regate del Mediterraneo, che è la Middle Sea Race, e poi appunto andiamo a fare questa regata che è una regata di 650 miglia, si parte da Malta, si gira attorno alla Sicilia e si ritorna a Malta ed è molto bella specialmente per il periodo in cui si fa, perché comincia ad arrivare l'autunno e si possono trovare condizioni belle impegnative.